fantasmi perché purtroppo nelle gare precedenti non siamo riusciti a portarla fino in fondo. Obiettivamente oggi è stata, al di là della qualità, è stata una vittoria figlia di tanta sofferenza dell'ultimo periodo, figlia di la voglia di portarla in fondo nonostante le grandi difficoltà che avevano alcuni ragazzi. Chi è stato male in settimana non aveva recuperato, però in alcuni ruoli purtroppo non avevo alternative, sono stato costretto a rifarli giocare, purtroppo non avevo scelte. C'è chi è stato male stamattina. Uno ovviamente era Lora che durante la mattinata ha avuto nuovamente problemi con questo benedetto virus che ci sta continuando a martellare. È stata la vittoria della gente oggi. Oggi ci hanno dato una grandissima mano nel momento di difficoltà palese, quando non riuscivamo a gestire a dovere alcuni palloni, hanno cominciato a farci sentire la loro vicinanza, hanno capito il momento difficile, sapevano l'importanza della gara, quindi è una vittoria tanto, una vittoria che va anche a loro, insomma, perché il loro sostegno è stato fondamentale nel momento di difficoltà. Però se vai a vedere che in altre gare paradossalmente le disattenzioni erano state meno e ci avevano subito punito. Oggi siamo stati un po' ripagati anche da quello. Quelle 2 o 3 situazioni in cui l'Alessandria ci poteva far gol, o per demeriti di Alessio o perché non sono stati precisi, ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Poi se volevamo metterci la ciliegina finale, mancava che facesse gol o Diakité o Bob nell'azione individuale che ha fatto, però questo era un in più. Però ti ripeto, è stata più la vittoria della volontà di portarla in fondo, alla faccia dell'estetica, alla faccia della serenità, perché è palese che nel secondo tempo la squadra fosse oltre che in difficoltà dal punto di vista fisico, ma anche poco serena nella gestione della palla. Ecco, a proposito di serenità, questa vittoria così brutta e cattiva è importante e anche forse il miglior modo per approcciarsi alla settimana che vi porta al derby. Ma sì, ma assolutamente, anche perché comunque non è semplicissimo con la situazione che avevamo noi, soprattutto legata alle difficoltà, viaggio a Siena, problematiche che ormai già tutti sapete, nuovi infortuni, quindi un organico anche in alcuni ruoli ridotto, non era certo semplice. Spessissimo le vittorie sono la miglior medicina, abbiamo modo di preparare questa partita molto sentita e importante per la classifica, quindi non è solo esclusivamente sentita dalle piazze, dalle tifoserie, ma è anche molto importante per la classifica nel miglior modo possibile. Vediamo di prepararla bene, perché abbiamo la necessità comunque di continuare a fare punti, perché ci sono delle situazioni che la squadra deve avere la voglia e la forza di affrontare con una decisione comune. È stata presa questa decisione, mi hanno chiesto cosa ne pensavo. Qualsiasi decisione avesse preso la squadra l'avrei appoggiata. Credo che sia un segnale importante di compattezza da parte dello spogliatoio nel prendere una decisione, perché il sostegno non ci arriva solo esclusivamente dalla curva, ma il sostegno ci arriva anche dall'altra parte dello stadio. Lo sentiamo, lo avvertiamo quando ti incitano, quando partono i cori dalla gradinata e dalla tribuna, sono pari a quelli dei nostri sostenitori in curva, quindi credo che sia un bel gesto, lo apprezzo e credo che sia anche un segno di maturità da parte del gruppo. Sì, oggi quello che contava erano i 3 punti, l'avevamo detto nello spogliatoio, oggi era una finale, non c'erano altri risultati, contava solo vincere. E sono contento perché dopo non so quanti mesi, dopo tanto tempo,
riusciamo a gioire con i nostri tifosi, quindi siamo felicissimi, ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo all'altra finale con l'Olbia. Sì, come ha detto Francesco poco fa, diciamo quando vieni da un momento un po' così dove tutto ti gira tra virgolette storto, dove nei minuti finale rischi, prendi gol, ci sta che mentalmente sei un po' più spaventato tra virgolette, cerchi di stare lì, di non subire e niente, oggi ci siamo riusciti con un atteggiamento veramente encomiabile, quindi ci sta, oggi festeggiamo, siamo felici. Sì, noi, io e Stefano ci troviamo alla grande, non conta chi fa gol, l'importante, come ho detto prima, è dare un contributo importante ai nostri compagni che dietro veramente fanno un lavoro importante e sta a noi trasformare tutto quello che facciamo in gol. La settimana, qualche giorno fa, ci è riuscito Stefano, peccato per come è andata a finire poi alla fine. Oggi ci sono riuscito io, è una bella sfida, però quello che conta è portare a casa i punti. No, non c'è nessuna situazione particolare, è una scelta che abbiamo fatto comunque come squadra. Salutiamo tutto lo stadio, non c'è una situazione contro la curva o contro qualcuno, è una scelta che abbiamo fatto dove ringraziamo sempre i nostri tifosi, tutto lo stadio da lontano, applaudiamo e siamo felici della spinta che ci danno ogni domenica, sia in casa che in trasferta. Era molto importante perché abbiamo dato una dimostrazione di essere un gruppo unito, da squadra, una vittoria che sicuramente ci fa sbloccare anche da questo punto di vista, perché comunque veniamo da partite in cui magari abbiamo preso gol all'ultimo minuto e quindi era fondamentale portare a casa questi 3 punti sia per il morale nostro che per la classifica ovviamente. Sì, diciamo che poi anche in base agli avversari, in base a un po' le tattiche della partita, però mi trovo bene un po' con chiunque, ti devo essere sincero. È una squadra fatta da giocatori forti, chi gioca sa che deve dare il suo contributo e l'importante è che riusciamo a toglierci delle soddisfazioni e a raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Assolutamente, era importante anche dare un segnale anche alle altre squadre che devono ancora giocare, ma specialmente era importante dare un segnale a noi stessi per questi punti magari lasciati nelle ultime partite. L'abbiamo fatto da squadra e quindi adesso pensiamo alla prossima e ci godiamo un po' il momento. No, ma non è una questione di attenzione, è una questione che sicuramente dobbiamo metterci qualcosina in più tutti, perché evidentemente quello che abbiamo dato fino adesso non basta. È chiaro che c'è rammarico per dei punti lasciati per strada, perché comunque abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, di essere squadra, però ogni tanto gira anche male, adesso speriamo che dalla prossima ci giri un po' meglio.
Sì, l'approccio non giusto, nel modo giusto, e abbiamo preso gol dopo 3-4 minuti e questo non va assolutamente bene, anche perché viene a giocare a Tivoli, una squadra che sì, la classifica non è bella, però ha giocatori veramente di grandissime qualità. Però la cosa bella è stata la risposta della squadra. Abbiamo continuato a giocare, a creare anche occasioni e poi alla fine sono molto contento di Gibilterra, che ha fatto un grandissimo gol perché è un ragazzo che sta venendo fuori da un piccolo infortunio e è un ragazzo che ci darà sicuramente una mano. Però la cosa bella della squadra è che non ha mollato mai fino all'ultimo. Abbiamo raggiunto il pareggio proprio a una manciata di minuti alla fine, però questo è grande dimostrazione di grandi carattere, di una squadra che non butta via mai il pallone e una squadra che cerca sempre di giocare. Ci siamo avvicinati, come hai detto tu, abbiamo preso un punto alla Lupa Frascati, che è l'ultima del posto dei playoff, però come ho detto ai ragazzi all'inizio della partita, io ho cancellato tutte le altre squadre, abbiamo messo soltanto l'Arzachena e dobbiamo fare più punti possibili da qui alla fine. Poi alla fine riaccendiamo la classifica e vediamo in che posto siamo arrivati. Un punto che ci teniamo molto stretto. È stato un peccato la partenza ai primi 7-10 minuti della gara, dovevamo cercare di capire meglio il momento, di essere un po' più sporchi ed è un peccato solo per questo. Poi l'Arzachena è cresciuta e penso che per 80 minuti siamo stati anche un pelo superiori, andando in crescendo, soprattutto nel finale dove strameritavamo il pareggio, assolutamente di non perdere questa partita. Continuiamo con un risultato positivo e, come hai detto tu, stiamo agganciati al treno playoff. Questo è il bello del calcio, nel senso che i ragazzi sono stati bravi ad interpretarla bene, la ripresa, buttando veramente il cuore oltre l'ostacolo, perché come dicevo prima, penso che alla fine del primo tempo nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla vittoria della partita di oggi. Invece i ragazzi sono stati bravi a riequilibrare la situazione, crederci ancora e portare avanti la squadra, conquistando questi 3 punti che sono fondamentali per il nostro proseguo. Purtroppo penso che fino alla fine del campionato ne vedremo delle altre di partite in questo modo, perché ormai la classifica è ben delineata. A mio avviso c'è un troncone che lotterà fino alla fine per conquistare i punti dei playoff e vincere il campionato, e gli altri invece tutti a lottare per non retrocedere, insomma, perché è così.
Noi oggi secondo me abbiamo raccolto finalmente quello che abbiamo seminato, in altre partite invece ci è capitato di raccogliere un tantino meno, oggi invece sembrava ad un certo punto che la partita fosse indirizzata sulla falsariga di tante altre che ne abbiamo disputato quest'anno, nel senso che non riuscivamo a mettere la palla dentro, abbiamo avuto diverse occasioni, anche in inferiorità numerica. Poi invece il gol di Matteo ci ha veramente messo le ali e siamo riusciti a fare il gol del 2-1 che è veramente molto molto importante. Balbo, il ragazzo che è arrivato da poco, ci ha dato veramente una mano importante, oltre che sotto l'aspetto difensivo. Oggi diverse volte ha trovato modo di andare ad offendere, perché poco prima, ancora sull'1-0, ha messo di qualche centimetro una palla fuori di testa. Poi invece siamo riusciti insomma a capovolgere la situazione. Voglio fare un plauso a tutti i ragazzi, perché non solo quelli che hanno giocato, i 10, gli 11 che sono stati chiamati in causa, ma tutti quelli che hanno partecipato sostenendo i compagni anche dalla panchina. Abbiamo fatto una battaglia contro il segnaline che continuava a fermarci, cercare di richiamarci, ma eravamo veramente tutti in campo a dare una mano per cercare di sopperire la mancanza numerica all'interno del campo. Siamo stati bravi, anche perché di fatto non ricordo sinceramente nessuna occasione che poteva chiudere la partita, e questo è stato veramente il pregio. Abbiamo chiesto ai ragazzi nell'intervallo primo e secondo tempo di tenere la partita aperta fino alla fine, poi avremmo cercato di forzare i tempi anche con atteggiamenti un tantino più spregiudicati. Questo non è servito, perché loro sono stati veramente dei leoni in campo e sono riusciti a ribaltare la situazione. Un plauso veramente a tutti quanti, perché ripeto, oggi non era facile, assolutamente, ma questa squadra credo che di qualità ne abbia da vendere. Purtroppo è un periodo, cioè è un anno che non ci gira tanto bene, nel senso che alla prima disattenzione prendiamo gol, poi per fare gol dobbiamo creare 10 occasioni gol. Anche con la Casertana in casa non abbiamo concesso praticamente quasi niente, non siamo stati però capaci di portare a casa neanche un punto. Oggi invece veramente, oltre a non concedere, abbiamo capitalizzato anche le occasioni che abbiamo avuto, e le abbiamo capitalizzate al meglio, anche se, come ho detto prima, ad onor del vero abbiamo avuto anche altre palle importanti che avrebbero potuto cambiare il volto della partita un po' prima, però è andata bene lo stesso. Cosu è una freccia che abbiamo al nostro arco. Lui a mio avviso ancora non ha la percezione di quello che può dare a questa squadra, perché oggi, quando è entrato, ha fatto veramente quello che gli è stato chiesto e a mio avviso ha fatto la differenza, perché lì su quella fascia, i 2 fuori quota, perché non voglio dimenticare la partita che ha fatto Laconi, perché Laconi ha giocato quarto di difesa, ma è stato in costante progressione offensiva, dandoci sempre una mano, recuperando tante seconde palle, cose che invece in altre situazioni non abbiamo fatto. Poi, ripeto, trovare oggi uno che ha dato più degli altri è veramente molto difficile. Credo che oggi la vittoria vada dedicata veramente a tutti quanti i ragazzi, perché se l'hanno conquistata e se la sono meritata tutta. Abbiamo detto molto sinceramente: ragazzi, siamo sotto, stiamo retrocedendo, abbiamo una paura matta di retrocedere, mettiamola in campo per poter uscire da questa situazione, perché non è possibile che una squadra del genere possa trovarsi in fondo alla lista. Quindi abbiamo messo cuore, grinta, denti, tutto, e l'abbiamo portata a casa. Esatto, l'altra volta non siamo stati bravi a cogliere l'opportunità per poter proseguire con la striscia positiva. Questa volta siamo obbligati a farlo, non è che dobbiamo provarci, siamo obbligati, siamo chiamati in causa per salvare il Costa Orientale Sarda, e sono sicuro che ce la faremo. Daremo tutto come abbiamo dato oggi, in 10, 9 in 8. No, certo, il sacrificio è stato alla base di questa vittoria, perché come si è visto anche da fuori è stato tutto sacrificio. Questa partita è sacrificio e sicuramente anche intelligenza, perché siamo stati bravi finalmente a leggere determinate situazioni che magari in un altro momento del campionato non eravamo in grado di leggere. È stato importantissimo il contributo dei grandi, ma sicuramente i giovani, se non ti seguono, è inutile
Quindi tanto merito ai grandi, ma tanto merito anche ai giovani e anche a chi non c'era soprattutto, perché erano in campo con noi.